E con la 14ª giornata, la penultima, domenica prossima riparte il campionato di calcio di eccellenza Girone A. Il rush finale impegnerà il Favara di mister Catalano contro gli atleti del Marsala. I ragazzi biancazzurri stanno preparando al meglio l'incontro che li vedrà impegnati sul terreno di gioco dello Stadio Comunale Broccoleri di Favara dopo la lunga sosta. Il dirigente dell'USD Favara Calcio, Maurizio Vullo, ci fa sapere che i giocatori si stanno impegnando con grande dedizione ed entusiasmo alla partita contro il Marsala. Noi giocheremo per vincere, ha dichiarato Vullo. Cercheremo di conquistare 3 punti che ci consentirebbero di continuare la striscia di risultati positivi ottenuti da quando il mister catalano siede sulla panchina del Favara. Anche se le speranze di vincere il campionato sono deboli, continua ancora Vullo, noi, fino a quando la matematica non ci condannerà, ci crediamo ancora e faremo di tutto per concludere la stagione nel migliore dei modi. Effettivamente, i punti che in classifica separano il Favara dal Marsala 1912 attualmente sono 5 ed i punti disponibili sono 6. Domenica prossima la capolista dovrà vedersela contro l'Agragas. Certamente per la squadra trapanese non sarà un impegno facile. Quindi, anche se sembrerà strano, i tifosi del Favara devono sperare in una vittoria della compagine agrigentina. Sulla carta, invece, più facile sembra l'impegno che attende la Gattopardo, avanti di un punto in classifica rispetto al Favara e che giocherà contro la penultima della gradatoria, ovvero l'Enna. La società USD Favara invita gli sportivi favaresi a recarsi domenica numerosi allo stadio Bruccoleri per incitare la squadra, che in questi giorni con impegno e serietà ha dimostrato quanto ci tenga a concludere positivamente il torneo, regalando così una soddisfazione ai propri tifosi. Ricordiamo che con l'arrivo dell'ora legale anche gli orari delle partite di calcio hanno subito delle modifiche. Infatti il fischio d'inizio di Favara Marsala allo stadio comunale Giovanni Bruccoleri sarà dato alle ore 16.